Coordinatore di MAF, Movimento Autonomista Friulano della provincia di Pordenone. Buonasera, grazie per essere presente nel nostro telegiornale, perché intanto ovviamente ci si sta preparando a tutti gli appuntamenti che riguardano il Friuli Venezia Giulia e anche i movimenti autonomisti e quanti insomma non si riconoscono nel bipartitismo, nel centrodestra e nel centrosinistra, stanno lavorando per creare delle opzioni diverse da offrire agli elettori. Nei giorni scorsi l'incontro, l'ufficializzazione di un accordo tra un'altra regione di Franco Bandelli, Fronte Friulano, Autonomisti della Carnia, Movimento per la Gente di Zamparini, Insorgenza Civile e MAF di Pordenone, per stabilire che il vostro candidato presidente sarà Franco Bandelli, però poi si lavorerà anche su un programma. Beh, certo, tempo fa ci siamo incontrati con Franco Bandelli di un'altra regione e abbiamo appunto concordato che questa regione non ci piaceva e quindi quale nome migliore di un'altra regione per proporsi come alternativa a questi partiti romani e milanesi. Il concetto fondante del programma sarà quello di dividere amministrativamente Trieste dal Friuli nell'interesse di entrambi, senza campanilismi assurdi che hanno portato solo sciagure alla nostra terra. Noi per fortuna non abbiamo candidati paracadutati dall'alto, visto che comunque noi a livello nazionale non abbiamo nessun riferimento. A noi interessa l'amministrazione della regione e la politica la facciano pure gli altri. Ma Tondo finora per voi ha fatto una buona politica? Evidentemente se ci proponiamo come alternativa non pensiamo che Tondo abbia fatto una politica per il Friuli Venezia Giulia, anzi dirò di più, lui si è candidato all'epoca con il PDL. Un anno fa io sono in possesso di un video dove diceva che mai e poi mai avrebbe fatto una lista civica, che lui ha avuto tanto dal PDL, che ha dato tanto al PDL, e puntualmente dopo un anno tracchete. E questo video è su YouTube, no? Questo video l'ho caricato su YouTube, è disponibile per tutti, insomma. Senta, tra l'altro appunto state lavorando a livello territoriale, non vi riconoscete però nelle dichiarazioni della Presidente Valeria Grillo, quindi è in atto una sorta di scissione all'interno del movimento? Ma c'è stata una discussione, noi avevamo avuto, io e il vicepresidente Pischeda avevamo avuto un mandato per trattare appunto con gli altri gruppi per creare appunto questa aggregazione. Dal momento che c'è stata una levata di scudi sulle candidature, tanto per non fare nomi, di Marzio Strasoldo e Valeria Grillo, a quel punto lì significava buttare l'acqua col bambino oppure andare avanti, e noi andiamo avanti, anche perché comunque una delle regole che ci siamo dati è quella che non ci siano persone che abbiano avuto problemi giudiziari o indagati, eccetera eccetera. Senta, però in un panorama globale, generale, politico, in cui insomma si parla di Europa, si parla insomma di un allargamento anche delle prospettive politiche, che senso ha parlare ancora di autonomismo e creare insomma delle settorialità? Beh, ha senso, e come, a maggior ragione, proprio perché c'è una spinta verso l'omologazione totale delle persone e dei territori. Ha senso invece parlare di resistere a questa omologazione eccessiva. Cioè, voglio dire, noi non siamo degli integralisti, però non possiamo neanche farci calpestare nella nostra identità e far calpestare la nostra terra, insomma. Tra i movimenti nuovi, neanche tanto nuovi, quello di Beppe Grillo, ci sono state delle polemiche interne al movimento con anche delle espulsioni. Alcune delle persone espulse dal movimento in Friuli Venezia Giulia a Pordenone pare convergeranno nel vostro movimento? Beh, ti dirò che io sono stato tirato per la giacchetta per dei mesi da parte delle due fazioni, perché si stanno scannando. Adesso non lo so sinceramente se continuano le loro baruffe interne, però a un certo punto io ho avuto dei contatti con delle persone che sono state espulse, e penso che un paio di persone, anzi sono certo che le candideremo nella lista di un'altra regione. Come succede a livello nazionale, abbiamo visto i fuoriusciti da
Ma non è una questione di fuoriuscite, perché poi tutto sommato noi non abbiamo poi idee così diverse da quello che è il movimento di Grillo, però insomma ci sono dei metodi che noi non condividiamo e di conseguenza noi andiamo avanti per la nostra strada, anche perché loro alleanze non ne fanno con nessuno, mi dicono, quindi... Quindi noi ovviamente siamo sempre aperti ovviamente anche ai candidati del movimento di Beppe Grillo, più volte li abbiamo invitato nel nostro telegiornale e finora appunto ci è stato detto che ci penseranno perché hanno dei precisi vincoli anche nella partecipazione a trasmissioni televisive. Di positivo è che nella nostra compagine non ci sono vincoli né veti di alcun tipo, insomma, ecco. Bene, noi ringraziamo Gianni Sartor, che è il coordinatore di MAF, Movimento Autonomista Friulano della provincia di Pordenone, sempre vulcanico, e poi insomma ci sentiremo anche più avanti. Sono stato anche calmo stasera. Sì, e lo sentiremo anche più avanti perché ovviamente vogliamo capire come procede questo accordo con un'altra regione e con le altre realtà autonomiste del Friuli Venezia Giulia. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Intanto passiamo alle notizie relative alla cronaca. Un via vai di gente, soprattutto